Venezia prova a rialzarsi da un'ondata di acqua alta senza precedenti, 4 giorni quasi consecutivi sopra i 140 centimetri, col picco record di 1,87 m. Il sindaco Brugnaro ha firmato il decreto per la cabina commissariale che avrà la sede centrale al piano terra della città metropolitana. A ore saranno presentate le schede per la domanda di rimborso, fino a 5.000 euro per i privati e 20.000 per i commercianti. Complessivamente i danni supererebbero il miliardo. 1,87 m come è arrivata nessuno poteva, puoi alzare finché vuoi, anche le paratie, i miei genitori hanno le paratie, però non sono passato 1,75 m, quindi è inutile. La pressione dell'acqua ha buttato via le cassette e i macchinari sono finiti giù. Parliamo di cifre naturalmente a 3 zeri. Sì, siamo sull'ordine di 70-80 mila euro secondo me. La cosa brutta è che siamo stati chiusi 5 giorni, stiamo ancora cercando di recuperare quello che si può recuperare, le macchine sono andate in tilt purtroppo. Oggi è il vero primo giorno che stiamo ripartendo, puliamo tutto. Dopo quanto tempo? E da settimana scorsa, da mercoledì. A Venezia, dopo giorni, si è anche tornati a fare il pane. Per avere un'idea di cosa stia accadendo in queste ore in città, bisognerebbe moltiplicare per ogni calle o fondamenta le voci di calle della Mandola. Qui, tra l'altro, sorgono anche attività storiche, come la libreria Bertoni, tramandata di padre in figlio dagli anni 30. Una cosa tremenda, una cosa... Sei riuscita a quantificare i danni? Guardi, io così ad occhio ho tantissima merce in negozio, penso che un 80.000 tra strutture, tra libri, tra 80.000 euro ci sono di danni. Ernesto Ballarin è un'altra istituzione, ristoratore originario di Pellestrina e protagonista dell'opera Acquagranda, messa in scena alla Fenice in occasione del cinquantennale dell'Acqua Alta del 66. La fregatura di questa Acquagranda che è venuta è stato il vento. Perché a me la casa che ho, quella originale del 66, me la sono tenuta in isola che vado d'estate. E lì è stato un disastro, tutti i mobili, tutto, persino la porta.